Scoprire la componente ludica della musica, ridare al suono il suo senso di gioco, individuare i linguaggi plurimi in arte. A questi ed altri propositi, Jouer, il suono che ride, percorsi utopie del gioco in musica, la manifestazione cioè che all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia dal lunedì 30 ottobre ad oggi ha richiamato migliaia di giovani interessati a questo approccio diverso con la musica contemporanea. Concerti, letture, dimostrazioni didattiche ed una mostra, i contenuti dell'iniziativa ideata da Nicola Cisternino grazie alla collaborazione dell'ESU, l'ente per il diritto allo studio, e di altre istituzioni, tra cui il Teatro La Fenice, l'Associazione Culturale Italo-Francese e l'Università dell'Alta Normandia di Rouen, dove tra l'altro insegna una delle personalità più in vista in questo settore, Francine Mirogliot. Sue queste partiture, testimonianze dei linguaggi plurimi, delle connessioni tra musica ed arti visive. E Mirogliot Junior è il bravo percussionista, protagonista del concerto conclusivo di stasera. Al professor Nicola Cisternino abbiamo chiesto come mai la musica contemporanea incontri tante diffidenze. Beh, è una difficoltà che è legata anche al modo di proporla, la musica contemporanea. Molto spesso si riduce ad ambiti accademici o di lettura che richiedono ambiti strettamente specialistici. Invece questa è una manifestazione che tende a fare della musica, a inquadrare il discorso della musica contemporanea in una dimensione molto più larga, molto più ampia, che è quella del gioco e che quindi di un coinvolgimento molto più globale, molto più totale, sia chi la musica la fa, ma anche chi la musica l'ascolta. Nicola Cisternino, Jouer si è appena concluso, è un'operazione che è completamente tua. Ci vuoi fare un bilancio conclusivo? Fatto il giorno dopo come bilancio appunto è estremamente positivo, e penso che la cosa più positiva sia da una parte il fatto che tutta la manifestazione e i concerti hanno richiamato moltissima gente. Questo è, penso, il primo dato, che non è tanto per esaltare una formula organizzativa, quanto soprattutto per dimostrare che è possibile con la musica contemporanea, creando dei progetti che tendano a valutarne o comunque effettivamente a creare un contesto di divulgazione anche, ottenere dei risultati importanti e soprattutto fra i giovani. Questo è un discorso che si lega appunto all'università. Quando io ho individuato l'università come spazio, come luogo unico che a Venezia c'è, dove girano i giovani, dove c'è una componente giovanile molto alta, che poi tra l'altro sta lì di giorno e quindi pendolare così, penso che sia un punto di partenza importante per poterlo analizzare e poterci costruire su delle cose. E come anche la cosa molto importante è il fatto che su questo progetto si siano aggregate appunto istituzioni molto importanti, soprattutto l'università, ma il Teatro La Fenice, con la collaborazione di personaggi appunto come Domenico Cartone, che in prima persona si è dato molto da fare perché il progetto si realizzasse. Altrettanto per quanto riguarda l'Associazione Italo-Francese, che ha fornito tutto il servizio di interpretariato per l'operazione legata alla Francia, tutti gli studiosi francesi che sono arrivati. L'operazione Jouer si svolge nell'ambito di uno scambio culturale tra l'Università di Venezia e l'Università dell'Alta Normandia. Qual è stato l'apporto degli studiosi e dei musicisti francesi alla tematica proposta da Jouer, il gioco nella musica? Ma il contributo è molto importante, da una parte come diciamo come modello per certi aspetti, cioè c'è una realtà. In Francia ci sono delle esperienze che sono legate alla multidisciplinarità dei linguaggi, ad esperienze legate al teatro musicale, alle arti visive, che hanno trovato sempre un terreno abbastanza vivo, abbastanza profondo. Cosa che in Italia invece ha una qualche difficoltà, anche se ci sono esperienze magari individuali di piccoli gruppi che hanno fatto delle cose altrettanto valide, ma in Francia c'è la capacità di rendere questo in certo qual modo diciamo istituzionale, comunque continua come attività, no? Allora il rapporto con l'Università della Normandia non è casuale.
l'Università di Rouen è una delle università più attive sul fronte contemporaneo. Pubblicano la rivista appunto Le Cahiers du Sirem, che è una rivista unica, direi, in Europa nell'ambito universitario di ricerca, che non sia legata all'accademia, ma che produca materiali continuamente rinnovati, perché è un trimestrale sulla musica contemporanea. E poi l'esperienza di Francis Miroglio come artista, come musicista e artista visivo, che appunto con la sua larga esperienza legata a pittori come Miro, Calder, Sefour, e la sua istituzionalizzazione, nel senso che lui è un docente di musica e arti plastiche alla Sorbona di Parigi, cose abbastanza inconcepibili per noi. In effetti può in qualche modo suggerire alcuni modelli di proposizione della musica contemporanea, comunque dell'esperienza artistica contemporanea, perché è chiaro che si va ben oltre la musica, che non sia quella appunto dei seminari accademici, delle manifestazioni fatte per specialisti o che comunque più o meno si risolvono ad essere tali, insomma. Che cosa sono i tuoi graffiti musicali e qual è la tua visione del rapporto fra arti visive e musica? Allora, i graffiti sono delle esperienze, diciamo, che si legano alla mia, diciamo, alla mia visione più profonda dell'essere musicale, nel senso che il termine stesso graffiti è un richiamare un concetto originario, archetipico quasi, che non è quello dei graffiti come, così, come, diciamo, come oggetto archeologico, ma i graffiti è l'origine del linguaggio, è l'origine della scrittura. E nell'origine, nell'originario c'è una componente che non è più soltanto sonora, ma la dimensione sonora si lega strettamente all'immagine, al gesto e al simbolo che questo rappresenta. Infatti sto notando per esempio che appunto gli ultimi graffiti, quelli esposti all'università in questi giorni, sono strettamente sempre più legati a degli oggetti in qualche modo simbolici, comunque che appartengono alla mia vita quotidiana, che sono delle pietre, che sono delle pietre naturalmente a forme simboliche molto particolari, e che ho pensato tra l'altro di utilizzare lì nell'omaggio dedicato a Scelsi, nel Giardino di Pietre. Quindi è tutto un processo che si lega, che si costruisce, che poi si determina anche nelle partiture realizzate anche nell'uso degli strumenti tradizionali, come appunto per esempio il Torais per piano che è stato eseguito, che ha una sua componente visuale diciamo molto forte, molto spiccata, e dove naturalmente la componente del gioco con la presenza di palloncini colorati all'interno del pianoforte gioca un ruolo molto molto importante, quasi magico direi. Appunto To Rise for Piano ha avuto un successo enorme. Ci vuoi parlare di questo pezzo? Ma il To Rise è, cioè come termine, come definizione, è il concetto del crescere, il concetto il concetto del crescendo. Il crescendo in musica normalmente è inteso come puro fatto dinamico, cioè dal piano si va verso il forte. In realtà il crescendo, se noi lo osserviamo diciamo ad un'osservazione quasi microscopica, quindi moltiplicata per 1 milione, per milioni, noi vediamo che nel tempo il crescendo è una vera e propria trasformazione della materia. E questa trasformazione avviene non soltanto dal punto di vista dinamico, ma dal punto di vista timbrico soprattutto. Allora il To Rise è un percorso che viene fatto partendo da un pianoforte che pianoforte non è, cioè partendo da uno strumento, da un oggetto che ha una quantità di corde incredibili, per cui quasi soprattutto il riverbero, la parte iniziale per esempio è tutta una parte riverberata sulle corde, dove diciamo i due esecutori, che in realtà sono due, ma nell'idea originaria sarebbe un solo esecutore, dovrebbe essere un solo esecutore, cioè dovrebbe essere un pianista a 4 mani, che dovrebbe avere lui 4 mani, ma non per suonare tanti tasti, ma per fare tutta una serie di operazioni complesse sullo strumento. E diciamo la destinazione ideale al duo degli Santi Orvieto è proprio ideale, perché la degli Santi, oltre che pianista, è percussionista, e infatti la parte sulla cordiera richiede proprio diciamo una competenza percussiva che può essere usata molto molto bene. E questo crescendo praticamente viene sviluppato dal gioco di imbrigliare prima il pianoforte, cioè le corde del pianoforte vengono dal percussionista che sta lavorando sulle corde, gradualmente imbrigliato, bloccato con dei materiali plastici, e quindi si ha questo suono che diventa completamente sordo, muto,
e gradualmente verrà fatta l'operazione dal secondo pianista di liberare questo pianoforte per ottenere sempre più questo crescendo fino ad arrivare a questo pianoforte che riverbera il suo suono per minuti, perché alla fine si conclude con dei cluster dell'avambraccio e poi un cluster globale totale sulla tastiera ottenuto proprio con una barra di legno che prende l'intera tastiera e questo suono che riverbera e che penso che poi a Venezia, tra l'altro, sono stato molto contento che la prima esecuzione sia avvenuta a Venezia, proprio perché a Venezia l'acqua riverbera i suoni. Che cosa diresti per suggerirla a una persona che non ha mai sentito la tua musica? Ma non è soltanto la mia musica, cioè io penso che oggi ci sia bisogno di sentire, vedere, giocare, usare moltissimo le cose contemporanee. Oggi è purtroppo un problema legato a un modo di vivere, molte volte celebriamo più simulacri che sono del passato, il che non è assolutamente in contraddizione, ma bisogna assolutamente che l'uomo contemporaneo viva la cultura del suo tempo. La cultura del suo tempo non è soltanto la cultura televisiva, informativa, giornalistica, è anche la cultura del godere di espressioni che possono essere più o meno, diciamo, anche cerebrali, ricercate, complicate, eccetera. Ma molte volte il fatto che si dice che la cultura contemporanea, che la musica contemporanea sia difficile non è assolutamente vero. Jouet, per esempio, è proprio l'esempio più, diciamo, più calzante per tentare di analizzare, di individuare delle grandissime categorie, quale la categoria ludica, la componente ludica, che è una componente che non è diciamo superficiale, perché noi normalmente siamo abituati, la nostra cultura delega soltanto ai bambini, alla sfera dell'infanzia il gioco. Sappiamo benissimo che invece il gioco è una componente vitale per tutta la nostra vita, per tutta la nostra cultura. Nell'ambito della musica questo è perenne e molta musica contemporanea fa del gioco la sua vera e propria poetica, il suo modo di essere. Molte volte è semplicemente un fatto di giocare con il pensiero, con gli strumenti, con il suono che si ascolta, perché il gioco, la dimensione ludica, è l'unico vero cordone ombelicale che lega chi la musica la pensa, chi la musica la fa, la interpreta e chi la musica l'ascolta. Un aggettivo per la tua musica? Ma io adesso sono molto attratto, cioè definirlo mi sembra assolutamente impossibile, però c'è un pensiero che mi appartiene molto ed è un pensiero di tipo direi quasi ecosonoro, ecologico per certi aspetti, cioè io sono molto interessato a elaborare dei modelli compositivi sui modelli diciamo naturali, cioè sugli elementi, per esempio, sul fatto, cioè io compongo pezzi appunto sull'acqua, sulla terra, sul fuoco, sugli elementi e come questi elementi si trasformano e molte volte il suono, per esempio, non è altro che una trascrizione, cioè nel suono avvengono le stessissime trasformazioni, le stessissime trasmutazioni che si hanno nella materia. Quindi in un certo senso legare molto più la componente di pensiero, la componente diciamo anche espressiva, il bisogno espressivo che si ha facendo musica, legarla a questa manipolazione della materia.
Kerrim Rogliò, qual è il rapporto di un musicista esecutore con gli autori che suona? Sì, rapporto con il compositore che ha suonato l'altra sera, credo che è molto importante che esistato molti rapporti fra l'interpretatore e il creatore. C'è una collaborazione in due direzioni. In questo programma ho domandato a molti compositori che hanno scritto opere e in senso inverso, compositore scrivere per me opere e dopo domandarmi che posso interpretare. Credo che in dell'arte contemporanea c'è una grande collaborazione per possiamo cominciare. Sì, allora credo che è molto importante avere veramente collaborazione con questo compositore, con interpreti, perché in caso della percussione c'è molto problemi che non sono musicali problemi. Allora, questa domanda al compositore questione che non sono in misura di risolvere come le posso un interpretato. E dopo credo che i rapporti fra creatore e interpretare sono anche rapporti di amici e rapporti umani. Così scritto un compositore pensando a un interprete con le sue caratteristiche, con le sue maniere di suonare, con i suoi atleti e così per le opere è una megliosa cosa. Come gestisci la componente aleatoria Gestisci la componente aleatoria che c'è nella musica contemporanea? Sì, nelle opere che ho suonato in questo concerto, il compositore non ha scritto con una aleatoria scritta. Tutto è precisamente scritta con precisamente note, dinamiche, ritmo e non c'è un posto per aleatori, ma con la percussione c'è un caratteristico proprio che questi strumenti che negli questi strumenti
c'è un parametro che non può controllare il compositore, c'è il problema della risonanza dei strumenti, dei metalli, dei pelle. La risonanza è proprio a uno strumento e il compositore non può sapere come la reazione di questi strumenti, di altri. Credo che per l'interpretato è molto importante di adattarsi a questi strumenti e respirarsi con lui. È molto importante per ascoltare come è la reazione dei suoi strumenti. Sì, dopo. Vado? Non ho capito se devi andare. Ah. L'altra sera hai eseguito Trip Through Trinity di Francis Miroglio, tuo padre. Ci vuoi parlare della struttura compositiva di questo pezzo e come fai a farlo durare sempre 3333 secondi? Sì, allora in questa opera tutto è basato sul numero 3, che è un numero con parecchie esoteriche signe. C'è il simbolo della Trinità, della fondazione della vita. E in questa opera la struttura è basata su questo numero. Allora c'è 3 gruppi di strumenti, un gruppo con strumenti pelle in legno e metallo, con batteria, timpani, eccetera. Il secondo gruppo è con i metalli tam-tam e crotali e il terzo gruppo è con tasti strumenti. Questo viaggio nella Trinità è un viaggio fra i 3 gruppi che hanno come relazione la risonanza. La risonanza forma la transizione fra i 3 gruppi e così è possibile di fare questo viaggio senza un'interruzione del suono. Allora, nella partitura c'è la struttura ritmica, melodica e anche basata su questo numero con un numero un momento. Possibilità dopo Allora, in ciascuno gruppo in ciascuno 3 gruppi di strumenti c'è 3 elementi di ciascuna famiglia di timbre. Una in metallo, 3 in metallo, 3 in pelle e 3 di legno, che sono le 3 famiglie di strumenti di percussione. Sono disposati in triangolo, in una posizione di triangolo e
stanno in tutto 33 strumenti. Dopo l'opera è divisata in 3 partite e comporta ciascuno una sequenza di 3 secondi e 11 sequenze di 33 secondi. Durata totale 333 secondi. Dopo c'è l'interpretato suonato in 3 posizioni differenti e dopo utilizzato 15 tipi differenti di baghetti. È suonato con 6 tipi differenti di gioco. Allora, in tutto la partizione comporta un ensemble di 30.333 valori di durata, suono e silenzio. Allora, insieme con la partitura abbiamo la possibilità, e era questo caso in questo concerto, una proiezione di opere plastiche che rappresenta diapositive di pitture con in simbolico del triangolo, che è la perfezione simbolo della Trinità. Allora abbiamo opere di Paul Klee, di Calder, di Chagall, di Picasso, di Adami che hanno lavorato sul simbolo della Trinità. Adesso voglio chiederti se per ottenere certi effetti hai mai fatto costruire delle particolari percussioni? Allora, credo che questa collaborazione fra interpreti e compositori va sulla possibilità di una evoluzione dei strumenti e della fattura di strumenti. E in caso della percussione è particolarmente interessante che esiste questo paradosso che le percussioni sono i più antichi strumenti. L'uomo primo parlare con gesto, fa una comunicazione con percussioni e ancora adesso in Africa. Dopo c'è la famiglia di strumenti che è la più nuova per la scritta musicale del linguaggio del Novecento. E uno percussionista ha questo anno 30 anni, esattamente. C'è molto nuovo e c'è tutto da fare in questo mondo. Allora, questa collaborazione è molto importante per fare evoluare, sì? No, evolui. Evolvere.
Mhm. Allora, questa collaborazione è molto importante per far evolvere gli strumenti. Per esempio in questa opera Trip Through Trinity eh, ho fatto costruire un vibrafono particolare con un sistema di pedale bloccata che ha permesso di prolungare la risonanza. E come la risonanza è la struttura fondamentalmente di questa opera, allora è molto importante. E senza questo modello è molto è, meno facile da, da- da arrivare alla perfezione in questa opera, credo. So, è un esempio particolare, ma ha una significazione molto importante che, che dobbiamo lavorare a una collaborazione fra tutti i sorti di artisti, bon, compositori e interpreti, ma possiamo elargire questa questione agli altri arti. Così abbiamo un altro caratteristico nella percussione che è particolarmente teatrale. E così così che, questa questione ha molto interessato il compositore che ha utilizzato questo teatro, che è un naturale fatto nella percussione. C'è un aspetto plastiche con la plastica dei strumenti e la plastica del gioco dell'interpreto. Così in queste manifestazioni il suono che ride, la percussione ha un aspetto molto importante per il linguaggio del Novecento. Perché percussionista solista? Allora, credo che suono anche con altri strumenti, sono molti musica di camera, con flautista, con violinista, in duo, trio, con un altro percussionista, con clarinette anche. C'è un aspetto molto interessante perché esiste un corrente che passa fra le musicisti chi sono protagonisti nella musica di camera, ma penso che la ricerca esista veramente nel mondo della percussione con
con la percussione, con la percussione solista. Dice che la prima opera ha 30 anni, penso che questa ricerca comincia soltanto e che abbiamo molto da fare. La percussione ha la famiglia la più large degli strumenti. Non possiamo contare, gli strumenti sono innombrabili. Hanno la più grande livello di dinamiche, così abbiamo la innombrabile possibilità che soltanto comincia la collaborazione fra compositore e strumenti da fare. Come hai trovato il pubblico italiano? Un po' indisciplinato? Penso che un molto buono pubblico la sua reazione è molto simpatico e l'interpretato è molto sensibile al pubblico che è stato in un posto. C'è un corante che passa e l'interpretato sento esattamente come la reazione del pubblico. In un caso con una pezza come un pezzo come il pezzo di Denisov, che è un pezzo per vibrafono solo e è molto intimo, è importante in questo caso da avere un silenzio per avere un tensione in questo pezzo. Ma penso che è un fantastico pubblico e mi piace tanto di suonare in Italia. Niente.